Nuovo appuntamento con Volalinea, buongiorno e ben ritrovati. Partiamo con la flessione degli occupati nel terzo trimestre che preoccupa la CGIL. Oggi ha fatto il punto di inizio anno il segretario regionale William Pezzetta che boccia la finanziaria. A sentirlo Isabella Gregoratto. Il 2023 si apre nel segno dell'incertezza, sia dal punto di vista occupazionale che per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. Ci sono diversi dati negativi che fanno appunto supporre che il 2023 sarà un po' difficile da affrontare. Ne parliamo con il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta. Tra l'altro il sindacato ha organizzato oggi proprio un incontro per esaminare la situazione, per fare un bilancio del 2022 e per vedere come affrontare il 2023. Abbiamo detto che si apre il 2023 nel segno dell'incertezza. Sì, si apre nel segno dell'incertezza, ovviamente legato anche al quadro internazionale, pensiamo alla crisi dei costi energetici, pensiamo alla guerra che è in atto, alla difficoltà anche a reperire prodotti, soprattutto i famosi chips che provengono anche dalla Cina, che ha molto pesantemente condizionato anche l'automotive, per cui un 2023 legato molto al segno dell'incertezza. Siamo partiti con un 2022 alla grande, soprattutto il primo semestre, con un rallentamento via via nella seconda metà dell'anno scorso, evidenziato soprattutto nelle ore di richiesta di cassa integrazione che, mentre nel primo semestre si era su valori assolutamente bassi, nell'ultimo semestre in 5 mesi su 6 si sono superate il 1.000.000 di ore di richieste, evidentemente un indicatore di un qualche malessere che come effettivamente c'è. E questo vuole anche dire che effettivamente le aziende navigano a vista, perché cominciano, cioè lavorano nel momento in cui c'è lavoro, nel momento in cui hanno la materia prima e poi sono costrette appunto a ricorrere agli ammortizzatori sociali oppure alle ferie. Certo, c'è una difficoltà di programmazione, lo si vede anche nel numero degli occupati, che è vero che abbiamo avuto l'anno scorso una media la più alta di 523.000 occupati, anche se in grandissima parte precari, questo va sempre sottolineato, e non stabilizzati, ma soprattutto nell'ultimo trimestre noi registriamo anche qua un calo rispetto al trimestre dell'anno precedente, no? Che è evidentemente segno di un rallentamento quantomeno, per cui il 2023 si apre dentro questo contesto. C'è anche il fatto ovviamente del 110% che può avere anche contraccolpi. Analizziamo quella che è la situazione nelle varie zone della nostra regione. Situazioni di crisi. Nella zona, nell'Udinese, sappiamo che c'è il problema per quanto riguarda la produzione di carta in sostanza. Sì, sono aziende energivore, ma c'è anche una difficoltà di mercato, così mi risulta ultimamente. C'è il tema ovviamente nelle cartiere, si tenga conto che nella nostra regione vi lavorano oltre 1.000 addetti nelle cartiere, c'è un tema anche di preoccupazione nelle tipografie, no? Che sono magari con molto più una galassia di piccole e medie aziende, ma che poi alla fine contano un 400-500 addetti. C'è tutto il tema ovviamente nelle aziende energivore di un punto interrogativo. Adesso il gas sta calando, ma ovviamente è un tema che ha pesato e che potrebbe pesare. Con situazioni ancora aperte soprattutto nell'area giuliana. Sì, l'area giuliana è quella più pesantemente colpita dalla crisi. C'è tutto il tema ovviamente della Wärtsilä, la Principe, pensiamo alla Flextronics, la stessa questione che si sta vedendo anche alla Burgo, la cartiera Burgo, per cui è l'area che è più pesantemente colpita. Nelle altre zone abbiamo delle crisi svariate, ma soprattutto, come dicevo, una situazione che in questo momento qua è di rallentamento. Questi sono gli scenari e le valutazioni che come CGIL, un tema a parte, poi secondo me va anche dedicato assolutamente al tema della sicurezza. Tutti ne parliamo molto, è vero che in termini di morti per fortuna ce n'è di meno di infortuni mortali, ma è aumentato dell'8% quelli che sono gli infortuni nella nostra regione. Secondo lei questo a che cosa è dovuto?
Beh, le cause sono sempre molteplici, ne parliamo molto, no? È chiaro che io ritengo da sempre che anche questa precarietà e questa segmentazione del mondo del lavoro non aiuti a fare sicurezza, occorre più formazione, e soprattutto noi vediamo che molto spesso colpiscono di più le aree, soprattutto negli appalti, subappalti, no? Allora dove forse vada anche rafforzato da questo punto di vista qua un percorso di formazione, ma io direi anche ovviamente di ispezione. Quindi la CGIL come intende muoversi nel 2023? Perché il sindacato più volte ha presentato proposte, indicazioni. Certo, è difficile dentro questo contesto qua. Noi abbiamo delle proposte che riguardano soprattutto il tema del salario, il tema del precariato, perché ovviamente c'è un problema del potere d'acquisto dei salari aumentato a dismisura dal caro bollette e dall'inflazione, e le manovre che sono state fatte da questo governo ci lasciano totalmente insoddisfatti, perché di fatto su questo versante non si è intervenuto sul versante della precarietà. Come si può programmare la propria vita se poi alla fine sei precario? Ricordo che mediamente 3.000 giovani della nostra regione emigrano, vanno all'estero, magari in Europa, magari di altre parti, giovani magari dove le famiglie e lo Stato ha impegnato anche risorse a creare un loro sapere, per cui c'è anche un tema proprio sulla qualità del lavoro e dell'offerta del lavoro, ma proprio per creare un futuro a questo paese qua. Bene, ringraziamo il segretario regionale della CGIL William Pezzetta, e qui dalla sede della CGIL di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Località montane affollate per le festività, anche in Piancavallo non mancano le presenze nonostante un meteo che non ha garantito molta neve. Allora ci colleghiamo con Alberto Comisso che si trova proprio a Piancavallo. Buongiorno da Piancavallo, oggi è la vigilia dell'Epifania, tante le persone che hanno deciso, quindi nonostante la nebbia in pianura, di approfittare delle temperature piacevoli, 3-4 gradi, c'è neve, non comunque tantissima, c'è la possibilità di sciare in quasi tutte le piste. Turisti che sono arrivati anche dall'Austria, dalla Croazia, dalla Slovenia, ma tanti italiani. Allora, qual è il polso della situazione, qual è il termometro? Lo chiediamo all'assessore con delega al turismo, assessore del comune di Aviano, Andrea Menegoz. Assessore, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, qual è ovviamente il termometro della situazione? Tutto esaurito qui a Piancavallo, l'occasione anche per fare il bilancio del periodo invernale. Grazie. Effettivamente la situazione che interessa tutto l'arco alpino non vede tantissima neve, ma quella necessaria perché tutte o più o meno tutte le piste da sci siano aperte. È un bilancio comunque estremamente positivo. Ho parlato con gli operatori economici di Piancavallo che si ritengono estremamente soddisfatti. Vero, questa situazione potrebbe cambiare, speriamo che il falò di questa sera e come dice la tradizione il fumo porti bene, quindi la prossima settimana, come si dice, torni a nevicare. È che proprio alle nostre spalle, con tanto di vece. Esatto, questa sera effettivamente ne approfitto, alle 18 si accenderà il falò, è stato un bellissimo lavoro di squadra, grazie allo Sci Club Panorama, grazie alle scuole di sci, agli operatori del territorio che si sono messi insieme per organizzare questa bellissima serata alla quale vi invito. Effettivamente comunque il turismo non è mancata, la situazione negli hotel vede tutto esaurito, anche per quanto riguarda gli eventi organizzati dal comune in unione con Ortoteatro, cioè l'attore scelto da noi per svolgere questo lavoro sul territorio di Piancavallo e in estate anche sul territorio di Aviano, hanno dato una risposta eccellente. C'è stato il gospel, Tamara Lunger, il Capodanno dove siamo intervenuti mettendo il DJ in unione con altri operatori, la serata con Catine, che hanno effettivamente visto un tutto esaurito, quindi una volontà di partecipare non solo alla vita
montana, quindi nel contesto dello sci, ma anche a tutti gli eventi che si propongono dopo le 4:30, quindi dopo la chiusura, e di questo siamo estremamente soddisfatti. Quindi un bilancio importante, grazie all'assessore con delega al turismo, e si dice a tante le persone che hanno raggiunto il Piancavallo per sciare o per passare anche una semplice giornata all'aria aperta. Noi ne abbiamo intercettate alcune, sentiamo allora quali sono le loro impressioni, poi vi restituisco la linea. La vedo con gli sci in mano, com'è andata questa giornata? Allora, in generale bene, io sono proprio un principiante, sono venuto a prendere lezione, ecco, da un bravo maestro, e quindi bene, perché insomma io il mio risultato l'ho ottenuto. Quello che è da dire è che le condizioni meteo sono terribili per questo tipo di disciplina. Il caldo è assolutamente anomalo, le condizioni sono un po' così, però dipende sempre dal livello a cui si fanno le cose, ecco, io per quello che devo fare va bene, insomma, sì. A passeggio o per sci qui a Piancavallo? Mie figlie sono in pista e noi che non sciamo siamo a spasso col cane, e giornata di passaggio tra la chiusura delle ferie, delle vacanze, e quindi noi siamo qui della zona, siamo del Veneto, quindi siamo a un'oretta di strada, quindi è una località molto veloce da raggiungere, pratica in queste giornate, insomma, prendi fuggi e morgi, insomma, morgi e fuggi. Qual è il bilancio di questa prima giornata sugli sci? Ma guarda, noi abbiamo iniziato anche stamattina, noi è la prima volta che sciamo, però non è andata male, dai, uno è caduto anche, però... Ma non si è fatto male, spero. No, noi abbiamo messo in chiaro che il primo che cade paga da bere, quindi... Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, ora la pagina sportiva, partiamo dal basket, prima partita, prima vittoria nel 2023 per la UIB Gesteco Cividale, che dopo 3 sconfitte consecutive batte Mantova per 79-64, decisivi i 18 punti di Clark, che però esce infortunato nel finale. Il pensiero di coach Pilastrini, del presidente Mikalic. È la partita che volevamo, è una partita che temevamo molto, che aveva un'importanza per la classifica particolare, sia perché venivamo da 3 sconfitte, sia perché è una squadra che lotterà per salvarsi, quindi un avversario diretto, avere uno 0-2 negli scontri diretti sarebbe stato problematico. Abbiamo girato anche la differenza punti, quindi intanto molto importante per questo. Poi abbiamo giocato bene, nelle ultime partite facevamo fatica ad arrivare a 60 punti, ne abbiamo fatti quasi 80, considerando che Clark è uscito molto presto e che era una parte molto importante del nostro attacco, quindi insomma credo che dobbiamo essere molto contenti. Ma contiamo di essere al completo, speriamo di essere al completo, e in ogni caso è una partita che dobbiamo preparare come tutte, in maniera molto dettagliata, molto approfondita, una partita che obiettivamente ci farebbe fare un salto di qualità in classifica importante, perché nel giro di ritorno abbiamo partite in casa impegnative, quindi che non vuol dire che le perderemo, le devo per vincere sempre, però è chiaro che qualche vittoria in trasferta ancora ci darebbe una bella spinta. Oggettivamente ce l'aspettavamo, ma credo che questo sia uno dei più grandi segnali di forza che ha dato questa squadra in questi anni, perché dopo aver perso 3 partite in maniera rocambolesca, di cui almeno 2 potevano essere vinte, ma erano vinte, oggi la squadra era attesa un pochino a un esame di maturità dopo le vacanze di Natale, eccetera eccetera, senza Alexa che è a casa con la febbre, con Dalton che oggi ha tirato 3 volte corto, ma l'altro giorno non riusciva neanche a alzarsi dal letto perché aveva la schiena bloccata in 2. Questi ragazzi oggi hanno dato un grande segnale di forza, sia morale che tecnica. Io li ho visti come si sono allenati durante le vacanze di Natale, e faccio i miei complimenti al nostro staff, una volta di più, totalmente lo staff, per come li ha curati, seguiti, e ai ragazzi per come si sono applicati. Oggi ho visto la squadra di nuovo brillante, come l'avevo vista brillante anche a Spilimbergo, un amichevole di fine anno. E lì mi ero tranquillizzato molto vedendo come la squadra rispondeva alle sollecitazioni del coach. Oggi abbiamo fatto una partita di scia rispetto a quella amichevole, rispetto a come siamo allenati, abbiamo vinto meritatamente, ma ripeto, è una vittoria
importantissima sia per la classifica, perché abbiamo anche ribaltato la differenza canestri e la squadra è rimasta da metà del terzo quarto senza la sua stella, che oggi ha giocato da stella. Io oggi ho visto fare canestri da Rodney Clark che non vedevo fare da Praia, da Lipagic, di cui ero umile compagno di squadra alla Real Venezia, ossia gli passavo la palla, capito? E peccato che si sia fermato, ma la squadra non ha avuto nessun tipo di blocco psicologico, ha tentato di macinare il suo gioco, soprattutto ha continuato a difendere in maniera straordinaria, e in questo clima bellissimo di festa, come sempre, del Palagesteico, con un pubblico meraviglioso. Io ringrazio tutti. Oggi eravamo ancora sotto vacanze, gioca l'Udinese, ci aspettavamo di essere pochi, invece eravamo in tanti, e la squadra queste cose le percepisce. L'appuntamento con Volalinea termina qui, l'informazione invece ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.